l'organizzazione produttori Trapani e Isole Egadi ci hanno portato del meraviglioso sgombro. Abbiamo pensato di proporlo in un modo non tradizionale, ma con un po' di creatività in cucina, per fare dei piatti che possono accompagnare delle cene gourmet o qualche momento particolare. Abbiamo con noi Paolo Austero, chef di grande esperienza con questo tipo di cucina. Paolo, cosa oggi ci faremo oggi? un qualcosa di rivisitato attraverso intanto una panella liquida, poi andrò a fare uno sgombrio, quindi in olio cottura. Perché in olio cottura? Perché andrò a fare una falsa frittura. Andrò a mantenere, grazie anche alla tecnologia, quindi alle piastre e a induzioni, dell'olio extravergine d'oliva prettamente di biancolilla a 60 gradi, massimo 61 gradi, quindi andrò a cuocere all'incirca 1 minuto e 45, massimo 2 minuti, i nostri filetti di sgombro che già mi sono portato avanti e ho precedentemente sfilettato. Dopodiché andrò a appoggiarli su questa panella liquida e su proprio una verdurina di campagna biologica, quindi delle bietoline rosse, un po' di carota, proprio li andrò a giocare sui colori, e dei pomodori secchi biologici, e quindi il piatto è pronto. Dico, sono pochi passaggi ma molto sostanziali e io vado subito all'esecuzione. Quindi andrò subito a cuocere il mio sgombro. In olio cottura. Quindi 60 gradi per 1 minuto e mezzo circa. Perché 60 gradi? Per evitare giustamente che l'olio extravergine possa superare quello che è il punto di fumo. Poi andrò subito a utilizzare sempre un olio extravergine della casa per spadellare le mie verdurine di campagna, che assolutamente non andrò a bollirle per evitare che possano perdere la loro clorofilla o comunque le loro proprietà. Quindi vado a leggermente stufarle in padella con un po' di, come dicevo, un po' di olio, un po' di sale. Andrò a utilizzare dell'aglio rosso di Nubia. Prenderò proprio le puntarelle più tenere che andranno a poi darmi quella che è la colorazione del piatto, quindi la cromatura, ma anche la parte proprio vegetale. Dopodiché mi porto avanti, andrò a tagliarmi i miei pomodori secchi a striscioline, che mi serviranno anche per dare quel tocco di sapidità al piatto. Le mie bietoline rosse sono quasi pronte, lasciandoli integre nella loro naturale colorazione e proprio con quel sapore proprio vegetale. 1 minuto e sono pronte. Il nostro sgombro quasi, come dicevo poc'anzi, più o meno 2 minuti, è passato 1 minuto, un altro minuto di cottura ed è pronto. Poi andrò alla mia successiva preparazione, che sarà la panella liquida. Quindi ho ammollato ieri giustamente i miei ceci biologici, li ho cotti, adesso li andrò a versare nel mio beker, e quindi con tutta l'acqua di cottura. Panella liquida, quindi perfetto. Benissimo, la nostra panella liquida è pure pronta, le nostre verdurine sono pronte, quindi il nostro sgombro 30 secondi ed è pure pronto. E andiamo adesso a mettere un po' di cartapane per scolare e far togliere l'olio in eccesso al nostro sgombretto, e poi andiamo direttamente all'impiattamento. Come potete ben vedere, il nostro sgombro, con questa sua falsa frittura ma
esattamente il termine è olio cottura. A questa temperatura l'olio non trasferisce, o per meglio dire, trasferisce il 10% dei sapori, in quanto a 60 gradi mantiene tutto quello che è integro, le sue proprietà organolettiche e nutrizionali. Perfetto, ci possiamo preparare all'impiattamento. Ovviamente precedentemente avevo preparato un piatto per la presentazione, quindi abbiamo detto panella liquida, giusto? Andrò a la nostra verdurina, quindi vado a creare un nido con la nostra verdurina di campagna. Perfetto. Vado a creare con il nostro pesce lo sgombro così al naturale. Perfetto. Un po' di rosmarino proprio per dare quel tocco che possa essere proprio corposo al nostro filetto. Poi il nostro sale di Trapani, quindi lasciato proprio così nudo e crudo perché non ho messo nessun condimento all'inizio. Poi olio extravergine di oliva che andrà a accompagnare il nostro pesce. Per finire, per dare la sapidità, come dicevo poc'anzi, qualche strisciolina di pomodoro secco. Ok, benissimo. E poi avevo pelato precedentemente una carota biologica dove andrò a creare delle piccole spirali e andrò a finire poi con una cialda croccante proprio prodotta con dei grani antichi. In questo caso ho utilizzato un blend di farina di Maiorca e farina di russello che andranno a dare croccantezza al piatto. E a questo punto buon pescato siciliano, buon appetito. Giuseppe, tutto, abbiamo finito.